Siamo partiti da un presupposto che è questo: i piccoli comuni sono i guardiani del territorio. In Italia sappiamo quanti comuni sono, tanti comuni, tanti ce ne sono in Sardegna e sono la maggior parte piccoli comuni. E ripeto, guardiani del territorio significa non solo stare attenti a non far morire le tradizioni, ma partiamo anche qui per questo aspetto, cioè tradizioni, saperi, sapori e memorie, dall'importanza di essere consapevoli delle possibilità, delle risorse che ogni territorio ha, perché siamo tentati a dire un grande centro, una città ci offre tanto. Partiamo dal piccolo e rivalutiamo ciò che c'è e partiamo da lì. Lo spopolamento è una piaga terribile, è una cosa contro natura, secondo me. È vero che la storia ha i suoi corsi e i suoi ricorsi, cose che succedono, ma non può essere una cosa definitiva. Un periodo ci può essere, no? Che la gente si inurba, va a cercare altre cose, altre esperienze, col fatto anche che molti giovani hanno studiato, perché se ripercorriamo i tempi, fino a qualche decennio fa c'era analfabetismo ancora dilagante, eccetera, no? La cultura, il sapere è anche cultura dei libri, ma soprattutto cultura di vita, e i beni identitari sono alla base insomma, del saper vivere, del saper costruire una visione a lunga scadenza. Ecco perché noi ci siamo posti ancora una volta un tentativo, abbiamo pensato di fare un tentativo per coinvolgere i giovani, i coraggiosi, quelli che si inventano un mestiere, perché oggi i mestieri si inventano, e hanno il coraggio quindi di piantare radici laddove le radici già ce l'hanno, perché si può, è bello, anzi è importante, indispensabile pure andare a fare esperienze all'estero, in altre parti d'Italia, insomma dove lo porta il pensiero e il cuore, però poi tornare arricchito e piantare le radici dove è nato, dove se guarda un albero sa che cos'è, chi l'ha messo, ha i ricordi dei nonni che sapevano fare questo. Tra l'altro, se noi andiamo al supermercato, per esempio, io mi ci diverto a volte, e guardiamo tutte le invenzioni che fanno le industrie per vendere pane in un certo modo, sono tutte praticamente rivisitazioni di ricette sane una volta, perché non erano in busta, erano cotte e mangiate al momento, di questi piatti poveri. Infatti, a proposito di piatti poveri, anche oggi offriamo un menù a base di piatto povero, cioè non si buttava niente una volta e oggi invece si spreca. Dobbiamo recuperare tutti questi valori e dobbiamo comunque aiutare come amministrazioni comunali nel nostro piccolo, perché abbiamo poche risorse, pochi poteri anche però aiutare chi ha un minimo di coraggio. Abbiamo fatto, per esempio, abbiamo partecipato al bando sul servizio civile, ci è stato finanziato, abbiamo dato l'opportunità a 4 giovani di lavorare per un anno, certo, con una miseria di paga, diciamo, però con una possibilità di esperienza notevole. Poi ogni giovane naturalmente ha fatto domanda per la linea a lui più favorevole, la nostra linea assistenziale. Perché abbiamo scelto questa linea? Proprio per come dire, rendere la vita degli anziani più dignitosa, dare loro la possibilità di socializzare, non di vivere rinchiusi in casa perché sono anziani, quindi di partecipare agli incontri, di stare non solo tra anziani, però di stare anche con i bambini. Abbiamo anche questa idea di progettuale, di fare un centro in cui ci sia l'incontro generazionale, asili nido oppure accoglienza per gli scolari delle elementari, e vicino, certo non nello stesso ambiente, insomma con tutti i carismi e le regole che servono, però la possibilità di questo scambio di affettività e di conoscenze che si tramandano quindi in maniera proprio una trasfusione di guardare il mondo in un certo modo.